quarta manifestazione indoor a Padova e seconda uscita stagionale per gli atleti impegnati nei salti. Sabato 29 gennaio è toccato ai saltatori in alto ed in lungo, categoria assoluta. In pedana i migliori talenti giovanili. A livello giovanile abbiamo i migliori atleti e oggi li abbiamo qui in gara. Qualcuno ha già gareggiato in altre discipline come Turatello nella velocità, ha fatto bene, ha fatto un buon tempo. Oggi si stanno cimentando tutti nel lungo e già abbiamo dei buoni risultati. Pagan oggi ad esempio è ancora in gara e ha già fatto 7:10, che attualmente assieme a un atleta dell'Emilia Romagna è una delle migliori misure che abbiamo in Italia. A noi dà la possibilità di vedere alcuni ragazzi talenti, perché ad esempio oggi abbiamo nel lungo i 3 migliori ragazzi Turatello, Pandolce e Pagan d'Italia che si confrontano tra di loro, quindi ci sono degli stimoli agonistici forti. Quest'anno ho fatto 2 gare con quella di oggi di lungo, non proprio soddisfacenti, ho qualche problema al ginocchio, qualche problema fisico e ho provato anche la velocità, quella va diciamo meglio, infatti adesso anche in vista dei campionati italiani sto pensando se darmi alla velocità solo a quella oppure anche saltare, penso che farò entrambe. Adesso non sono ancora al top, però miro a vincere gli italiani di febbraio, quindi speriamo bene. L'anno scorso ho avuto le Olimpiadi e diciamo, sono andata abbastanza bene, ho fatto 7 metri, quindi tutto sommato va bene. Ho fatto una grande stagione l'anno scorso, quest'anno speriamo sia meglio dell'anno scorso, però vediamo, speriamo. Ho fatto una bella preparazione, oggi mi sentivo un po' scarico, però tutto deriva dalla preparazione. Gli obiettivi dell'anno prossimo è cercare di migliorarsi sempre più possibile, poi ci sarebbero gli europei a Tallinn, ho bisogno di 7,45, è possibile però bisogna pescarlo. E se nel lungo si confrontavano i migliori allievi della passata stagione, nella pedana dell'alto la regina era lei, Elena Vallortigara, primatista italiana under 23, ora in forza al gruppo forestale. Elena Vallortigara, sicuramente la miglior atleta che negli ultimi anni si è espressa nel salto in alto giovanile. È ritornata da pochi giorni da uno stage fatto in America, a San Diego, assieme al settore tecnico nazionale. Ho parlato con lei prima, mi ha detto che il raduno fatto a San Diego è andato molto bene, ha lavorato molto. Ho passato un mese, 20 giorni a San Diego, al caldo, ad allenarci nell'impianto stupendo della California e è servito tantissimo sicuramente perché è stato un mese intensivo diciamo, di allenamento dove sono stata con la testa solo sull'allenamento e sull'atletica e sicuramente ha dato i suoi effetti. E il raduno le ha fatto veramente bene, visto che alla sua prima uscita stagionale è riuscita a saltare 1,90, primato personale indoor che rappresenta la migliore prestazione veneta under 23. L'appuntamento con l'1,92, minimo di partecipazione agli europei di Parigi, sfiorato in questa occasione, è solo rimandato. Per Elena quest'anno grandi obiettivi. Per quest'anno rimane sempre il campionato europeo under 23 ad Ostrava quest'estate. A questo punto ho altre 3 gare per riuscire a fare 1,92, il minimo per gli europei assoluti di Parigi e mancano solo 2 centimetri, quindi proverò a farlo nelle prossime 3 gare. Proverò sicuramente a farlo.